La nostra azienda è un'azienda storica sul territorio della Lessinia e non solo. Operiamo in questo settore già ancora da quando c'era il nonno, c'è ancora il nonno tuttora. E la nostra azienda è un'azienda molto giovane perché i nostri dipendenti sono quasi tutti under 35. Dopo gli studi, a fine del 2011 circa, mi sono diplomato e ho deciso di entrare appunto in azienda con mio padre e da lì è partita appunto tutta la nostra storia. Contrariamente a quello che solitamente sono abituato a sentire dai colleghi più giovani o comunque coetanei, il mio passaggio generazionale è stato molto semplice, poiché avendo un padre molto giovane mi ha lasciato praticamente le redini dell'azienda fin dall'inizio, appunto grazie anche al percorso di studi che ho intrapreso, e di fatto passo passo insieme siamo cresciuti fino ad oggi. I nostri dipendenti sono giovani ma hanno bisogno di informazione e noi, grazie alle collaborazioni con la scuola edile di Verona specialmente, riusciamo ogni anno, ogni 2 anni ad assumere personale proveniente dalla scuola. Difatti i 2 ragazzi più giovani che oggi stanno intraprendendo la carriera di capicantiere sono molto giovani, uno è un 89 e uno è un 2000, e quindi appunto coordinarli assieme alle figure più vecchie e storiche dell'azienda, diciamo che è un'impresa abbastanza difficile ma non impossibile. Faccio parte del gruppo giovani da molti anni, partendo da quello che è l'aspetto nazionale molto bello e molto interessante, perché si prendono molti stimoli da quella che è l'esperienza nazionale appunto, e conoscendo gente di altri territori, di altri settori soprattutto, e quindi ci si confronta. Abbiamo fatto la scuola Confartigianato Academy in Bocconi a Milano, un'esperienza bellissima, molto stimolante, molto ad alta formazione, e devo dire che da lì sono nati anche rapporti collaborativi professionali. A livello provinciale invece è molto importante perché permette di coordinare figure di vari settori all'interno del gruppo, e questo fa sì che le collaborazioni siano molto più stringenti e molto più formative, insomma.